Tenga morbido, tenga su sole la mano. Non ha fatto niente, non ha fatto male né niente, quindi Lei è un medico, sono un tecnico di laboratorio, in un laboratorio di analisi. contenta, sicura di farlo? Sì, sì, contenta, finalmente, così siamo anche più sicuri. Alla fine della giornata saranno 340 gli operatori della sanità privata vaccinati nel padiglione 6 della Fiera di Padova, il primo dei 6 centri attrezzati a entrare in funzione nel territorio del Lusso Euganea. Ampio parcheggio disponibile, personale volontari della Croce Rossa all'ingresso accolgono le persone. Vengono fatti entrare in sala d'attesa è divisa in base agli vari ambulatori, dopodiché si entra nell'ambulatorio, viene fatta l'anamnesi e dopo appunto viene vaccinata la persona, viene dato il certificato e il conseguente appuntamento fra 21 giorni. 15 minuti in sala d'attesa per il monitoraggio e la prima dose è andata, pronti a tornare tra 21 giorni esatti per la seconda. Lei mai avuto dubbi sul fare questo vaccino? Mi sono documentata bene, sono contenta che sia quello della Pfizer, che pare essere più completo rispetto agli altri e quindi sono contenta di farlo oggi con il vaccino della Pfizer. Ecco, tutto ben organizzato qui dentro, cosa dice? Sì, molto bene. Una prova del 9 per quanto accadrà lunedì prossimo. Questa settimana gli operatori sanitari, la capienza massima è a 600, più o meno 300-400 persone oggi, le prenotazioni sono ancora aperte. Dalla prossima settimana iniziamo con gli ottantenni e sono già arrivati a casa gli inviti per gli ottantenni e vaccineremo appunto su 10 ambulatori, quindi saremo più di 1000 persone al giorno verranno vaccinate. 5 le linee di vaccinazione aperte dalle 9 alle 19 per tutta questa settimana con i volontari della Croce Rossa a fianco del personale dell'ULSS. Credo che la sfida vera la affronteremo la prossima settimana quando oltre a questo punto vaccinale verranno attivati gli altri punti vaccinali. Noi come Comitato di Padova saremo presenti, oltre a questo punto vaccinale, anche a Cittadella, a Loreggia e a Piove di Sacco. Per ora qui verrà somministrato il vaccino di Pfizer-BioNTech, dosi che in caso di eccesso non rimarranno in fiera durante la notte, dove è comunque attivo un servizio di sorveglianza.